Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport. Su Telefriuli nella prima parte avremo ospite Federico Buttò, appena rientrato dalla Turchia dove ha conquistato il terzo posto al Trans-Anatolia Rally Raid, e poi nella seconda parte, in collaborazione con Simone Grosso, di storie di moto e motociclisti, voce a Ferruccio Codutti, il mago dell'alluminio. Buonasera Federico Buttò, fresco rientrato dalla Trans-Anatolia, pilota dinamico che ci racconterà questa avventura in un raid così blasonato. Buonasera. Ciao Marco, ciao a tutti. Beh, bella avventura. Partiamo innanzitutto che è arrivato dopo la vittoria dello scorso anno, c'è un podio, ma un podio con un po' di rammarico, è vero? Raccontaci la tua avventura. Un po' di rammarico senz'altro, perché noi saremmo andati per vincerla, onestamente. Abbiamo vinto l'anno scorso e saremmo andati per vincerla. E difatti il prologo l'abbiamo vinto, la prima tappa l'abbiamo vinta, però a metà della seconda tappa, per un errore, ma neanche un errore, morale della favola, abbiamo preso un grosso masso e abbiamo tolto via una ruota, abbiamo rotto trapezzio, ruota, freno, pinza di freno, tutto quanto, abbiamo tirato via tutto quanto. Scusa, e da lì è nato una volontà di dire non mollo, siamo qua, tanti chilometri da Pordenone fino in Turchia, perciò lì è iniziata la vera rincorsa a un risultato importante che poi è arrivato. Sì, no, lì ci siamo guardati io e il mio navigatore e ci siamo detti, cioè, se ci riparano la macchina, anche perché i meccanici hanno lavorato tutta la notte, noi abbiamo deciso di partire, di continuare, ma non, cioè, nella stessa identica maniera in cui con la stessa grinta che avevamo prima di sbattere, prima di rovinare la gara, e ci siamo cercati come obiettivo quello di arrivare a podio, e difatti siamo riusciti ad arrivare a podio e siamo stati molto contenti, perché è stata un po' rocambolesca, perché ti dico, la macchina fra l'altro è arrivata molto tardi la notte, i meccanici hanno iniziato a lavorare, a saldare, a tagliare, a fare tutto quanto, e non avremmo mai creduto, la mattina alle 7:15, alle 7:19 avevamo la partenza, alle 5:30 sono andato a provare la macchina, pensando, e la macchina era perfetta. Hanno fatto un lavoro incredibile. Come storie di altri tempi, direi che è una bella avventura questa da raccontare. Li nomino perché uno è Marino Muti, chi ha fatto 21 volte la Dakar in camion. Chi conosce è un personaggio della Dakar, perché faceva le assistenze veloci col camion. E l'altro è Adriano Levante, che è il mio meccanico di Genova, che anche questo sono persone che hanno di quelle che si mettono lì sul pezzo e non mollano fino a che la macchina non è a posto. E difatti c'è andata perfetta, Ecco, Quindi parliamo perciò di un Can-Am Maverick variatore. Tra l'altro c'è stato il salto, perché è un T3, perciò un mezzo performante. Sì, con Borsoi, Elvis Borsoi e Castagnera abbiamo deciso di preparare 3 Can-Am Maverick X3 T3, e Nicola Colodello, il preparatore, ha preparato i tre Can-Am. Dopodiché il mio l'abbiamo utilizzato, perché io ho fatto anche il Grecia, ho fatto questo, adesso a marzo andrò in Romania. Elvis Borsoi un po' per problemi extra agonistici, un po' perché si è entusiasmato con Rally su terra, mi sembra, no? Rally su terra. Sta di fatto che le 3 macchine sono pronte, belle, perfette, ma l'unica che si sta utilizzando è la mia. Però a breve Elvis e anche Andrea
sicuramente ci saranno, perché l'obiettivo è di andare a fare una bella gara insieme. Tutti Ricordiamo Elvis Borsoi, Andrea Castaniera. Il Borsoi, tra l'altro, già campione italiano per quanto riguarda il cross country rally, perciò un pilota che ormai ha grande esperienza. Castaniera lo conosciamo per i suoi trascorsi anche nelle gare di Coppa del Mondo, tra cui anche Italian Bahia, perciò sei diciamo assieme a un team con Colodel che anche lì certamente non ha bisogno di presentazioni, un team, dicevo, molto affiatato ma molto esperto. Molto esperto, difatti io sono sì, anch'io ho una certa esperienza, però loro hanno più esperienza di me, e quindi io sto anche oggi, ero al telefono con Stefano Pelloni per avere dei consigli di preparazione, per cosa fare sulla macchina, per cosa decidere di fare adesso e dopo la Romania. Loro sono un po' i miei mentori, sono quelli che mi consigliano, sia Elvis che Stefano Pelloni e che Nicola anche. Sì, comunque è un team bellissimo. Peccato solo che non siamo ancora riusciti a fare una gara tutti e tre insieme. Ecco, tornando alla Transanatolia, parliamo di chilometraggi, quanto duravano le prove, i settori selettivi durante appunto la giornata, quanti erano, e poi grosso modo il chilometraggio totale? Allora, guarda, la giornata tipo era di 2/3 prove speciali, che praticamente le più lunghe erano di 160 km, dagli 80 ai 160 km, quindi alla fine della giornata venivano fuori regolarmente 350 km di speciale al giorno. Più c'era sempre un centinaio di chilometri di trasferimento, quindi si andava dai 450-500 km al giorno di gara. Difatti alla fine sono venuti fuori 3300 km di gara completa. Impegnativa, direi. Ecco, parlando del tuo mezzo, al di là di quello che è successo, poi che era inevitabile, quante cinghie hai cambiato? Perché sappiamo che sicuramente uno dei delle operazioni che dovete voi come equipaggio fare è il cambio volante di una cinghia in qualche minuto, è vero? Neanche una cinghia. C'è stato perciò il T3 ha inciso. Come mai? Cos'è cambiato rispetto? Abbiamo cambiato, col meccanico abbiamo deciso di cambiare la cinghia ogni sera, ma non abbiamo mai rotto una cinghia. Ed è stata una bella, dipende un po' dalla macchina. La macchina ha una centralina studiata anche per questo. E un po' dipende anche dal tipo di guida, chiaramente impari un po' a conoscere la macchina, ma sta di fatto che non abbiamo rotto cinghia. Questa è stata una bella cosa, una bella soddisfazione. Noi cambiamo il mio navigatore cambia la cinghia in 2 minuti e mezzo. Però questa la dice lunga anche su quella che è la dinamicità di un mezzo come questo. Ricordiamo un side by side, perciò è leggero dopo tutto. Quanto pesa grosso modo? Intorno ai 1000 kg il mio. Intorno ai 1000 kg, 950-1000 kg. Ricordiamo variatore, perciò non c'è il cambio, una concezione un po' diversa per chi magari è abituato a altri mezzi. Sì, no, è completamente diversa. Io correvo anche all'inizio anno, ho fatto in Tunisia con Yamaha, che invece ha le Marce. È completamente diverso, è più semplice guidare col variatore. L'unica cosa che chiaramente non ha freno motore, e questo bisogna un attimino conoscerlo, perché chiaramente hai sempre il rischio di arrivare leggermente lungo, perché non hai la marcia da mettere dentro, da calare la marcia che ti aiuta. Lì hai solo il freno a pedale in sostanza. Senti, io ti ho presentato inizialmente come un pilota dinamico duttile, anche perché tu continui, almeno lo scorso anno eri anche impegnato in alcune gare, perciò parliamo di regolarità, il vecchio enduro, gruppo 5, anche quest'anno sei impegnato, qual è il tuo pensiero? Quest'anno ne ho fatte di meno, però sono sempre, faccio il Triveneto e faccio il campionato italiano gruppo 5. Però mi è tornata la voglia di... Domenica prossima ci sarà a Jesolo una 24 ore in kart, no? E mia figlia che la fa,
e io molto probabilmente anche, perché andrò sicuramente giù, ma siccome mi hanno chiesto di farla perché c'è un problema, manca un pilota, io ho riniziato a fare gare di kart, di endurance in kart, e quindi spazio tra l'enduro, il moto, i rally, però ho parecchia voglia di fare, mi piace, mi diverte, e quindi sì, praticamente sono eclettico, diciamo. Ma cosa ti Mi dicono i piace. tuoi clienti, te, lo ricordiamo dentista, ti chiedono, ti Ma vedono? mi seguono nelle gare, è bellissimo perché mi seguono tramite i social, mi seguono, mi incitano, stupendi, sono stupendi. Io ho dei pazienti che sono stupendi, da 40 anni ho dei pazienti che veramente sono incredibili. E in questo momento qua mi stanno veramente vicini, sarebbe proprio un piacere. Oltretutto, questa gara qua io non l'ho fatta con la mia le ultime 2 gare in Romania, io ho iniziato a correre con la mia segretaria. Sì. Mia segretaria che sono 30 anni che lavora con me, no? E adesso ha iniziato anche a farmi una navigatrice. Quindi i pazienti miei sono ancora più entusiasti della cosa e ci seguono in maniera anche incredibile. Sono veramente, veramente molto, molto carini, veramente bello. Una bella storia che ci hai raccontato, una bella storia quella di Federico Butò, che è tornato a casa con un terzo posto da un rally raid molto importante come il Trans-Anatolia in Turchia. Lo scorso anno, ricordiamo, vincitore. Continua così, mi raccomando, sempre con bei risultati e tanta voglia di correre. Grazie, una buona Ma la serata voglia Federico. è tanta e io non mollo. Io finché mi diverto continuo a correre, ecco. A me ogni tanto dicono che sono un orso, ma tante volte lo prendo anche come un complimento. Io ho incominciato a lavorare a 15 anni, che era un regalo della mamma, perché non volevo studiare, logicamente, no? E volevo lavorare. Ho cominciato a lavorare in carrozzeria subito, non ho fatto altri lavori come tanti, come carrozziere, la mia rista. Poi sono entrato in una società di carrozzeria, sempre in carrozzeria. Ormai ero diventato specializzato nel mio lavoro e ho avuto l'occasione di fare questo viaggio in Africa con un mio grande amico ed è stato il viaggio della mia vita perché è quello che mi ha cambiato il modo di vedere, il modo di pensare, i gusti e anche mi ha dato il senso della libertà sia professionale e sia fisica, diciamo, di poter fare qualcosa di mio, personale, senza rendere conto a altre persone, specialmente sul lavoro. Era il mio primo grande viaggio in moto, è stato Tunisia, Algeria, che era il sogno della Parigi-Dakar, e siamo andati proprio sulle orme della Parigi-Dakar. Però a questo punto, arrivati a Tamarasset, che sarebbe quasi il centro del Sahara, abbiamo intrapreso la salita dell'Oger, che sarebbe la montagna più alta del deserto lì, che siamo a 3000 metri e qualche cosa. E lì è un luogo di meditazione per gli eremiti che vivono lì, e questo è diventato un luogo di meditazione anche per me e anche per il mio amico. E in questo punto proprio preciso di questo viaggio è stata proprio la riflessione sulla libertà. Al ritorno di questo viaggio mi sono detto che dovevo fare qualcosa per me. La nota dolente è che ai miei soci non piacevano le moto. Nell'86 ho preso questa grande decisione di lasciare la carrozzeria e ho aperto questa officina, che è stata proprio il mio punto di partenza professionale. Quello che è stato fatto prima era una cosa, diciamo, che possono fare tutti, diciamo, con un po' di pazienza. E mi sono messo qui contro tutti i pareri, però avevo la moglie a favore. Se la famiglia ti sostiene riesci a fare molte, molte cose, più di quello che immagini. Ho incominciato col fare qualsiasi lavoro, non solamente moto perché era il mio sogno, no? Facevo lavori sui camper, sulle macchine, ho fatto anche lavori di fabbro
però questo serviva a pagare il mutuo, perché come si dice oggi nessuno ti regala niente e io ho fatto i miei sacrifici per riuscire ad arrivare a questo punto e con questo mi sono fatto una grandissima esperienza di lavoro. Dopo un po' di tempo dovevo incominciare a mettere a frutto la mia esperienza anche nel campo delle moto, mettendo in parte un po' alla volta le cose più ingombranti, come i camper, e dopo ho incominciato a mettere da parte un po' le macchine, fino a quando sono riuscito a lavorare, non dico tutto il giorno, ma quasi esclusivamente sulle moto. E ho incominciato con un Dominator, una cosa diciamo semplice anche nel fatto dei costi di gestione di queste moto incidentate che costavano poco perché i soldi non c'erano. E ho incominciato con questo Dominator anche per far vedere ai miei clienti, ai miei amici cosa ero capace di fare. E poi un Ducati disastrato che ho recuperato il motore, ho fatto tutto, ho fatto anche il telaio, ho fatto tutto quello che c'era da fare. Era il sogno fatto da una sella di cavallo e il Concorde, il famoso Concorde francese, no? Sono riuscito a mettere insieme queste cose ed ho fatto una moto che ha avuto il suo grande, enorme successo perché è stata presentata anche in Rai a Domenica In con Magalli. Poi sono andato con questa moto a Zeldec, io correvo con un'altra moto, però a Zeldec avevo portata solamente per farla vedere, per far vedere anche agli altri le mie capacità, diciamo anche non solo tecniche ma anche espressive. L'importatore Ducati Austria si è innamorato di questa moto, lui ha un museo personale e abbiamo fatto diciamo uno scambio, io ho dato quella moto lì a lui ha dato una a me, proprio come contratto, lui non doveva mai assolutamente modificare niente, finora ha mantenuto la parola, perché ce l'ha ancora intatta come gliel'ho consegnata io. Volevo farmi la mia moto da corsa, fatta sul ritaglio, sulla mia misura, sul mio modo di vedere le cose, che sarebbe questa moto. Ho fatto il progetto, ho fatto tutto quello che si vede, che si può vedere, fatto tutto. Per me l'importante era costruire. Poi ho detto, se funziona, bene, se non funziona, il mio orgoglio personale è quello di averla costruita. Al di là di tutto funziona molto bene, anzi di più, perché l'hanno provata qualcuno e si è trovato diciamo, entusiasta di quello che ho fatto. È una moto un po' particolare, con una guida particolare, però va molto molto bene anche tecnicamente. A me piacciono i prototipi e piace anche l'idea nuova, di fare qualcosa di nuovo, di artigianale, come si può vedere, questo è un monobraccio davanti, e ho riportato qui su questa costruzione una mia idea. Ho avuto anche l'appoggio di varie persone come Giorgio Kentros, che mi ha dato una mano per il motore, per tutto quello che riguarda diciamo, la parte motore, e ho avuto un grande aiuto della Bitubo, dato che non avevo un riferimento su cosa chiedere per fare questo prototipo, loro mi hanno aiutato moltissimo nel realizzare questi ammortizzatori appositamente per me. E da questo poi anche Franco Mazzante e Leone sono stati bravissimi a stamparmi la carrozzeria in carbonio come, diciamo, come l'atto di amici. Poi l'ho portata in pista sempre a Zeldec con un buonissimo risultato personale perché la moto va veramente bene e alla fine della sua storia recente, perché è ancora intatta, perfetta, no? È stata passata al registro storico della FMI come primo prototipo che la FMI passa al registro storico. Perché? Perché di questa moto io ho tutta la documentazione di pezzo per pezzo di quando è stata costruita e anche il marchiato, diciamo l'anno della costruzione. La registrazione all'FMI porta il numero 160.000 perché lasciano il numero tondo, diciamo, a sempre delle moto di grande prestigio e questo porta proprio il numero 160.000. E al di là di tutto il caso volle che problemi di dire sì è vero o non è vero non ci sono stati, perché proprio c'era una testimonianza diretta dell'esaminatore che abbiamo corso a Zeldec 24 anni fa insieme, stessa categoria, non altre.
E un fatto piacevole della vita che questa moto l'ha guidata anche mio figlio in pista, e anche la mia prima moto, che era un Ducati, lui l'ha guidata, poi ha fatto anche altre gare quando andava molto, diciamo, di moda, diciamo, la Sport Production, perché era la categoria delle moto tra virgolette di serie, che di serie non avevano niente, no? Come succede oggi, diciamo. E questo è stata una bella parentesi della mia vita, diciamo. Nelle mie realizzazioni non è che faccio solamente quello che voglio io, oppure vendo un prodotto al cliente che ho realizzato io, cerco di seguire le indicazioni del cliente, perché ho avuto la fortuna di realizzare la Virtual Lady, una moto molto importante per una persona altrettanto importante, che ha vinto tutti i premi dove è stata presentata, però seguendo le indicazioni del cliente, che aveva come spunto, come idea, questa goccia d'acqua che scendeva, e tutta la moto doveva seguire questa forma. Pensando ogni cosa che tu fai, devi pensare a questa goccia d'acqua che scende, fatta nella sella, fatta nei parafanghi, tutto quello che potevi fare, immaginare, doveva essere questa goccia d'acqua. Come esposizioni di moto, diciamo, delle mie realizzazioni, e non solo diciamo, delle mie personali, diciamo, anche realizzazioni per i clienti, hanno fatto un po' il giro del mondo, come la Virtual Lady è stata portata a Londra per una mostra importantissima, che c'era anche Arlen Ness come noto costruttore, il padre che ha inventato queste cose, che mi ha fatto i complimenti, perché fra tutti i partecipanti a quell'evento la Virtual Lady ha fatto sempre il primo posto. Specialmente la Ducati, che è finita in Austria, io la chiamo finita, ma non è finita, diciamo, è ancora viva, è ancora lì, diciamo, che fa la sua bella figura. Mi hanno telefonato dei friulani in Australia che l'hanno vista su un giornale australiano. Quella è stata pubblicata in tutte le riviste europee, in tutte. Non sono molto portato, diciamo, per il retro, ma piace più che altro il futurismo, il futuro, diciamo, che è quello per me più interessante, come nelle varie costruzioni che poi bisogna immaginare, bisogna incominciare a far lavorare la fantasia, perché il futuro bisogna ancora crearlo. Allora, per creare questo futuro bisogna prendere una grande capacità, che io mi ritengo fortunato di avere questa capacità, di vedere ambienti, vedere la natura, vedere tante cose e trasmetterlo sulle mie costruzioni. Oppure anche realizzare un sogno. Io ho sognato una donna che abbraccia una moto, e da questo è nato la FC2, che ha due facce davanti a come un braccio di una donna che abbraccia una moto. E da lì ho realizzato tutto questo grandissimo lavoro. È, diciamo, la moto che ha richiesto più lavoro in assoluto. E poi anche delle caratteristiche territoriali, perché ci sono delle descrizioni, come il libretto di uso e manutenzione, sono scritte in friulano, perché io sono friulano, no? Che anche molti giornali hanno scritto pagine su queste 3 piccole indicazioni, vonde, tante, po', che sarebbero tutte le indicazioni della benzina, dell'acqua, di tutte queste cose. Bisogna esprimere una grande fantasia, una grande immaginazione e trasmetterlo su quello che fai per una grande passione.